Prima di iniziare la presentazione, sperando di essere capace di muovere le slide, una considerazione di ordine più generale, che il mio libro, appunto, gentilmente è stato presentato, menzionato, cerca di analizzare i motivi e i volani dello sviluppo di queste economie, che sono molto diverse tra di loro, ma nello stesso tempo hanno elementi comuni. Un aspetto in particolare su cui cerco di enfatizzare è l'aspetto proprio dell'innovazione, della creatività, dello sviluppo del talento, come un elemento molto importante che spiega appunto perché questi paesi in pochissimi anni, in 10 anni essenzialmente da quando il termine BRIC fu inventato nel 2001, sono passati appunto da essere economie importanti ma comunque tributarie dello sviluppo nei paesi occidentali a economie che sono ormai diventate le locomotive dell'economia mondiale. Perché quindi questi temi sono importanti, di conseguenza il tema della proprietà intellettuale, che è al centro della riflessione oggi, e della proprietà industriale in particolare, è un tema di una rilevanza direi sempre più accentuata nell'economia globale, un tema che in Italia ancora fa, ahimè, un po' fatica a imporsi, ancora l'idea che investire in ricerca e sviluppo sia un po' troppo rischioso e quindi magari non ne valga proprio la pena, è un tema, e che sia quindi la prima cosa da tagliare quando c'è la crisi, ahimè è una credenza che ancora impera, anche se grazie al cielo in tante regioni, in particolare nel nord-est, ci sono degli sviluppi più interessanti. Però quindi, anche se la mia presentazione sarà poi molto rapidamente, perché ho materiale per 2 ore, ma cercherò di parlare per 9 minuti, penso che questo aspetto appunto che non tratterò qua, ma quello dell'innovazione, del talento e della creatività sia centrale nella riflessione sui BRIC e di conseguenza sul ruolo che il nostro paese, o il nord-est in particolare, può avere nella nuova economia mondiale, nella nuova geografia economica mondiale che si va delineando. Quello che farò in questi 9 minuti è cercare di andare molto rapidamente, poi ovviamente la presentazione è disponibile, rimarrà disponibile, revisare molto rapidamente alcuni indicatori di corto e medio periodo che spiegano un po' meglio quello che sta succedendo adesso, in un momento così difficile per l'economia mondiale. È chiaro che è un momento particolarmente difficile per l'economia italiana, è un momento che, ahimè, l'economia italiana rende difficile anche per l'economia europea, ma è un momento difficile per tutti i paesi. E non è un momento ovviamente neanche facile per i BRIC, che, come dicevo prima, sono diventati sempre più la locomotiva dell'economia mondiale, ma nello stesso tempo lo hanno fatto in una dinamica di globalizzazione e quindi di crescente interdipendenza con le economie occidentali. Quindi quello che sta succedendo nei BRIC è utile e positivo, può essere utile e positivo per i paesi occidentali, ma a loro volta i BRIC soffrono dell'incertezza e del rallentamento della crescita nei paesi occidentali. Andando un po' rapidamente, vediamo che la situazione è apparentemente particolarmente rosea in Cina. Bisogna fare attenzione perché ovviamente i numeri, c'è la tentazione sempre del tutto umana di fare il cosiddetto beauty contest quando si guarda i paesi, ed ovviamente quando si vedono i tassi di crescita della Cina, quelli dell'India, meno quelli della Russia e del Brasile per altri motivi, apparentemente stiamo parlando di una realtà del tutto diversa. È ovvio che è diversa perché il 10% l'Italia o l'Occidente non ha mai registrato come tasso di crescita. È anche vero ovviamente che questi sono paesi ancora molto poveri, ancora oggi la metà dei poveri al mondo si trovano nei paesi BRIC, in particolare in Cina e in India, e di conseguenza i tassi di crescita di cui parliamo, in particolare questo 10%, 9,7, 9,1 di cui parliamo nel caso cinese, è un tasso di crescita necessario per ridurre la povertà, quindi ovviamente è utile per le imprese, è utile per tutti, ma è il tasso necessario e minimo per ridurre la povertà in Cina. Lo stesso vale per l'India e per gli altri paesi. In generale assistiamo negli ultimi trimestri a una decelerazione del tasso di crescita, spiegato in gran parte appunto dalle condizioni più difficili sui mercati internazionali, di cui è rivelatore l'indice che misura le prospettive di acquisto delle imprese, che in particolare in Cina sta rallentando, un po' meno negli altri paesi dove però in compenso il tasso di crescita comunque è inferiore. Assistiamo anche, proprio perché l'economia mondiale, l'economia globale è in una fase di rallentamento, assistiamo in tutti i paesi e in particolare e con maggiore successo in Brasile e in parte in Cina al cosiddetto rebalancing, cioè laddove la crescita in precedenza, nel corso dei primi 10 anni di questo XXI secolo, la crescita è dipesa in gran parte dal dinamismo dell'economia mondiale, quindi
della domanda esterna, sempre di più assistiamo a un rebalancing nella misura in cui le fonti di crescita sono identificabili nelle dinamiche interne dell'economia, in particolare nei consumi e negli investimenti. Un po' diverso appunto il caso in India, dove gli investimenti in particolare anche se crescono, non crescono forse altrettanto di quanto dovrebbero e potrebbero. Infine c'è il caso della Russia, in cui invece questo rebalancing non sta avvenendo perché l'economia rimane sempre e ancora di più fortemente dipendente dalle condizioni dei mercati internazionali per i beni energetici. Una preoccupazione che è sempre più calda per le autorità di politica economica nei paesi BRIC è quella dell'inflazione. L'inflazione che alcuni anni fa sembrava essere un flagello, soprattutto nei paesi che avevano vissuto episodi di iperinflazione, cioè dei BRIC, la Russia e il Brasile. Questa dinamica inflazionaria, quindi la dinamica dell'aumento dei prezzi, sembrava essere un problema ormai risolto. Vediamo invece, soprattutto nell'anno scorso, ma ancora oggi, vediamo che l'inflazione rimane abbastanza superiore a quelli che erano gli obiettivi. Ogni paese poi segue dei precetti di politica monetaria diversi, ma come vediamo appunto molto rapidamente e sinteticamente in questa slide, vediamo che in quasi tutti i paesi dei BRIC i tassi di inflazione o ha superato l'obiettivo che si era posto alla Banca Centrale, oppure è molto vicino all'obiettivo minimo di riduzione di aumento dei prezzi che era stato fissato. E questo ovviamente crea un problema fondamentale per le autorità di politica monetaria, e cioè come trovare una formula, una strada intermedia che da un lato serva, quindi utilizzi la leva della politica monetaria per migliorare le prospettive di crescita, soprattutto appunto all'interno del paese laddove la domanda esterna sta rallentando, ma nel contempo una politica monetaria che sia abbastanza credibile e non troppo lasca, in modo tale da ridurre le aspettative inflazionarie. Sappiamo che sono le aspettative quelle che poi creano le dinamiche inflazionarie. E da questo punto di vista vediamo che soprattutto in Cina c'è una grossa preoccupazione che nel corso del 2010 le autorità monetarie siano state non sufficientemente reattive di fronte all'aumento dei prezzi, proprio perché, come voi sapete, la politica monetaria cinese non è una politica monetaria che si svolge attraverso operazioni di mercato aperto come negli altri paesi, cioè dei tassi amministrati, le banche sono pubbliche, quindi le dinamiche sono diverse, i meccanismi di trasmissione della politica monetaria sono diversi. C'è la preoccupazione che la reazione non abbastanza pronta nel 2010 abbia lasciato le dinamiche inflazionarie installarsi, e quindi a questo punto che l'inflazione sia ancora troppo alta, e soprattutto che abbia alimentato un tasso di interesse troppo basso nel corso degli ultimi anni, una possibile bolla immobiliare con dei riflessi molto negativi sui conti delle banche ovviamente, ma anche sui conti delle autorità provinciali. Nel caso del Brasile l'interessante sviluppo degli ultimi mesi è stato che in agosto, per la prima volta dopo, se non erro, 12 aumenti consecutivi del tasso di sconto, no, 12 sono stata la banca indiana, centrale indiana, adesso non mi ricordo quanti fossi, ma comunque dopo una serie di aumenti del tasso di sconto decisi dalle autorità monetarie brasiliane, invece nel caso brasiliano, per la prima volta appunto dopo molti mesi, la banca centrale ad agosto ha abbassato il tasso del Selic, che è il tasso di sconto di riferimento. Questo sulla base di un nuovo modello che è stato utilizzato, che cito qua perché è interessante, che si chiama Samba, giustamente essendo il Brasile, ma che è un acronimo che riflette invece una formula molto sofisticata che ha a che vedere con insomma, un modello econometrico che si chiama Samba, ma è un modello econometrico, non è una danza. Ora, questo è un esperimento che tutte le autorità monetarie negli altri paesi stanno seguendo con grande attenzione, perché è un paese che ha reagito anticipatamente al degradarsi delle prospettive di crescita dell'economia globale. L'altra leva ovviamente della politica economica è la politica fiscale. Anche qui vediamo che in generale rispetto ai paesi occidentali, in particolare ai paesi europei che
vivono in questa fase una grossa vulnerabilità, perché la massa del debito pubblico è immensa e ovviamente l'esposizione, la vulnerabilità è aumentata di fronte alla crisi. In generale la situazione fiscale di questi paesi è molto più positiva, è molto migliore, e anche se anche qui vediamo, con forse l'eccezione dell'India, dove invece la politica fiscale rimane abbastanza lasca, soprattutto per l'importanza dei sussidi ai prodotti alimentari ma anche energetici. Quindi in generale esiste ancora un margine di manovra della politica fiscale per reagire a un possibile deterioramento ulteriore della congiuntura internazionale. Ricordiamoci che nel 2008 e nel 2009 forse, se l'economia globale, in particolare i paesi occidentali, non sono caduti in una depressione e una recessione ancora più profonda, lo dobbiamo proprio alla capacità cinese ma anche brasiliana di intervenire con una politica fiscale anticiclica, quindi un aumento della spesa e degli investimenti pubblici che ha aumentato la domanda interna e ha in parte garantito anche maggiori esportazioni ai paesi occidentali. Quindi in questo momento la situazione generale della politica fiscale lascia ancora un margine, anche se non tanto ampio, forse come nel 2008-2009, per un intervento di questo tipo. Il grosso sviluppo che i BRIC hanno registrato negli ultimi anni è stato associato, come era già stato ovviamente il caso, non dimentichiamoci che l'Italia o il Giappone o la Germania o la Spagna stessa degli anni 60 e 70 erano le economie emergenti di allora, e tante delle dinamiche a cui assistiamo adesso nei BRIC e negli altri paesi emergenti come la Turchia stessa o altri paesi ancora più vicini all'Italia, tante di queste dinamiche, e in particolare l'emergere di un ceto medio che consuma, che investe, che si forma, che va all'università, tante di queste dinamiche sono simili a quelle che erano già state, a cui avevamo già assistito 50 anni fa in Occidente. E il ceto medio, anche se questi paesi sono molto diversi dal punto di vista politico, del sistema politico, il ceto medio è sempre più attivo e vocale nell'esprimere le proprie preferenze politiche, sociali o in generale sull'andamento dell'economia. In particolare un elemento che accomuna il ceto medio in tutti questi paesi è il crescente, adesso non mi dilungherò su questo, ma che penso sia importante, è da un lato la preoccupazione con l'inflazione, laddove appunto questa aumenti, soprattutto per i beni di prima necessità, ovviamente perché è una classe media che è emersa da poco, e quindi i ceti medi che sono molto attenti al rischio che l'inflazione li faccia ritornare indietro. Ma l'altra preoccupazione che emerge sempre di più ed è comune a questi paesi è quella sulla corruzione. Magari poi potremmo tornare a questo. Ovviamente i paesi sono diversi, abbiamo due paesi assolutamente democratici come il Brasile e l'India, una democrazia molto imperfetta come la Russia e un paese autoritario come la Cina, quindi ovviamente la maniera in cui poi queste preoccupazioni vengono espresse è diversa. Come vediamo qua, la corruzione è appunto un problema che è sempre più evidente, e ne troviamo la manifestazione in vari scandali. Pensiamo agli scandali legati alla costruzione dell'alta velocità, anzi altissima per i nostri standard, in Cina. Pensiamo ai ministri, lì sono 5, ma insomma ogni giorno sembra che ce ne sia uno nuovo. In Brasile che rischi di doversi dimettere, l'ultimo il ministro dello sport, che era responsabile proprio per le grandi infrastrutture per la Coppa del Mondo del 2014 e dei Giochi Olimpici di Rio. Pensiamo di nuovo al caso indiano e al grande eco che ha avuto nella stampa internazionale anche lo sciopero della fame di un ex giudice, Anna Azari, che ha cercato di imporre una sua soluzione per i problemi della corruzione. Pensiamo poi ovviamente alla corruzione che immagino che le imprese che qui sono rappresentate, che agiscano in Russia, hanno vissuto, che sembra permeare il business environment, l'investment climate in Russia. Ora, quali sono le riforme, e ancora 3 minuti, spero di essere abbastanza rapido, quali sono le riforme che questi paesi stanno mettendo in atto? Perché ovviamente una risposta c'è. Ora, nel caso cinese, e questo è importante proprio perché
mette in rilievo quali che poi sono le opportunità di business per le imprese straniere e in particolare per quelle del nord-est. Nel caso cinese il piano quinquennale che è stato lanciato a marzo, è stato approvato almeno nelle sue linee guida a marzo, mette grande enfasi nella necessità di cambiare la traiettoria di industrializzazione del paese in modo tale da aumentare il contenuto locale, il valore aggiunto che in Cina viene aggregato appunto ai beni industriali. Pensiamo al caso famoso dell'iPod. È vero che tutti gli iPod, gli iPhone, gli whatever che vengono prodotti al mondo arrivano tutti dalla Cina, ma se poi guardiamo la composizione del valore aggiunto della catena produttiva di questi beni, vediamo che il 3%, il 2% del valore aggiunto di un iPod o di un iPhone è poi in Cina. L'obiettivo cinese è di aumentare fortemente questo. Simile la preoccupazione in Brasile, nella misura in cui il Brasile ha di fronte a sé un periodo fausto ma rischioso legato alle immense scoperte di petrolio a grandissima profondità, a 7.000 metri di profondità e sotto 2.000 metri di sale, che renderanno questo paese, che già è autosufficiente per quanto riguarda la produzione petrolifera, renderanno questo paese anche un grande esportatore. Quindi questo crea immense opportunità, ma anche un grande rischio di deindustrializzazione, di diventare un paese un po' simile, se volete, all'Arabia Saudita, un paese in cui è impossibile produrre qualsiasi cosa che non sia appunto i beni primari, in particolare energetici. Quindi una politica industriale che adesso è stata annunciata non più di 3 mesi fa, che contiene vari elementi interessanti e ovviamente apre opportunità. Di nuovo una politica industriale che con grandi difficoltà le autorità indiane cercano di lanciare, anche se in realtà i dettagli sono ancora là da avvenire. E infine nel caso russo direi una situazione di stallo che è preoccupante per i russi, ma direi che è anche preoccupante per l'Italia, perché una cosa che cerco di mettere in rilievo nel libro è che l'Italia di questi 4 paesi è proprio con la Russia che ha, per vari motivi sia storici che invece contingenti, è con la Russia che l'Italia ha dei rapporti più intensi, ed è in Russia che l'Italia è più importante come partner. Ora la Russia di questi 4 BRIC è forse quello che ha più difficoltà per motivi anche demografici, ma sicuramente anche di governance, a uscire, a emergere veramente e a passare a una nuova traiettoria. La situazione politica in tutti questi paesi è, di nuovo, con le differenze che li caratterizzano, la situazione in tutti questi paesi ovviamente sono paesi complessi, quindi non è che la situazione sia facile da interpretare. Diciamo che in Cina c'è una certa incertezza, perché come sapete fra qualche mese ci sarà il cambio nell'identità dei 2 massime autorità del paese, del partito e del paese, e quindi c'è una grossa incertezza. Tra l'altro non è ancora del tutto sicuro chi prenderà il posto di primo ministro e di presidente, e i diversi candidati ovviamente esprimono delle posizioni e delle attitudini diverse. Nel caso del Brasile è chiaro, ma di nuovo abbiamo qui degli speaker che potranno parlarne con maggiore cognizione di causa. È evidente che se c'è comunque una continuità tra il governo di Lula e il governo di Dilma, c'è anche in questo momento una certa, come dire, presa di coscienza autonoma da parte di Dilma rispetto al suo predecessore. Nel caso indiano c'è la sensazione che il governo abbia un po' perso la capacità di accelerare nel processo di riforme legato a questi episodi di corruzione, legato alla malattia di Sonia Gandhi e legato al fatto appunto che comunque sia un governo, noi giustamente ci lamentiamo dell'età media dei nostri governanti, in India non è che le cose siano molto più, che il giovanilismo sia proprio come dire, apprezzato nelle cariche dirigenziali. E infine conosciamo il caso in russo e la difficoltà di instaurare un regime democratico e trasparente, questa transizione di palazzo tra un primo ministro e un presidente, l'idea che Putin possa essere poi alla fine stato al potere più a lungo che Stalin, insomma è qualcosa che comunque chiama l'attenzione, e una manifestazione di questa incertezza è stata le dimissioni del ministro delle finanze, che per la comunità economica internazionale e per gli investitori stranieri era un po' l'elemento di garanzia quando fossero sorti dei problemi. Infine, questo è un po' l'ultimo elemento,
questi paesi hanno sempre di più voce in capitolo nelle discussioni internazionali, sia quelle economiche come al G20, sia quelle invece più prettamente politiche, e ci sono dei segnali discordanti in diverse aree del mondo. Per quello che riguarda l'Italia, forse la cosa più interessante è come negli ultimi mesi, negli ultimi 15 mesi essenzialmente, con i grandi sommovimenti che hanno interessato i paesi della sponda del sud del Mediterraneo, ci si sia resi conto improvvisamente di come questi paesi ormai non siano presenti soltanto ovunque, come dire, nella sfera economica, ma anche siano dei paesi che ormai hanno degli interessi molto visibili anche in paesi che appunto sono molto vicini all'Italia, dove comunque come in Tunisia o in Libia, in cui l'Italia aveva una sua presenza storica consolidata, improvvisamente con questi sommovimenti ci si è resi conto di quanto forte sia la concorrenza esercitata dal punto di vista politico, quindi non solo economico, non solo da parte della Cina, ma anche della Russia, perfino del Brasile, tant'è che in Libia, sì, è vero che le nostre imprese sono subito andate in India e hanno allacciato i contatti con le nuove autorità a Bengasi, ma quando sono andate lì c'erano già i brasiliani, quindi cose che probabilmente erano del tutto inaspettate alcuni anni fa. Avevo promesso di parlare per 10 minuti, ho sicuramente parlato più a lungo, ma vi ringrazio per l'attenzione.